ricominciamo questa mattina, ricominciamo insieme, ricominciamo con le nostre idee, con tanta passione e soprattutto mettendoci la nostra faccia. Allora iniziamo a conoscere queste facce e questi nuovi candidati partendo dalla lista civica ultima nata, la cosiddetta lista del sindaco, i cittadini per Antonio Bertoncello sindaco. Invito Andrea Costa al microfono, grazie. Buongiorno a tutti, iniziano le matricole. Ringrazio Luca per la presentazione e rivolgo anch'io il mio saluto a tutti i candidati presenti e agli ospiti presenti, ma prima di tutto ai tanti concittadini che sono qui oggi. Io leggerò, spero comunque che traspaia l'emozione che in questo momento mi sta accompagnando, perché vorrei essere sintetico e cercare di rappresentare al meglio la lista della quale io sono componente. Come ha detto Luca, io sono componente della lista I cittadini per Antonio Bertoncello sindaco. Siamo 20 candidati e siamo disposti in stretto ordine alfabetico, iniziando da Vera, una delle 8 donne, a seguire poi con i 12 uomini della lista. Vera è prima e dà spazio al concetto di gioventù che abbiamo rappresentato con quella chiamata alle armi dei giovani under 35 prima. È una ventenne studente di medicina, ma abbiamo anche il piacere, credo, di avere il più giovane candidato alle comunali, che poi è per noi è anche un elemento di saggezza e ha delle capacità, delle perle che sono sempre di aiuto. Ed è nato, se non sbaglio, il 24 luglio del 1991, quindi realmente giovane. Quindi l'invito che mi ha fatto di parlare di politica giovanile oggi, penso che l'ho già espresso in questi dati. L'età media nostra è veramente molto, molto bassa. Le motivazioni che ci hanno portato sino a qui, infatti, sono comuni e sono tutte contenute nelle parole del nostro simbolo. Siamo cittadini senza esperienze politiche di rilievo nel passato e dopo tanti anni passati nel sociale abbiamo deciso di impegnarci concretamente per la comunità a cui apparteniamo. Come cittadini vogliamo ascoltare, condividere e fare per Portoruaro. E siamo qui con e per Antonio Bertoncello, per perseguire questo nostro obiettivo. In passato siamo stati a volte demotivati da una politica parlata e troppo spesso vuota e litigiosa. Ora vogliamo cominciare a conoscere per darci delle risposte e darle ai cittadini. Per questo guardiamo con interesse ad un programma che garantisce centralità al cittadino, protagonista responsabile della vita pubblica della città, strumento di crescita individuale e della collettività. E ci piace una politica del fare, una politica concreta, come lo stato delle strade, la viabilità, l'arredo urbano, la gestione degli spazi verdi, l'illuminazione, ma anche pensiamo all'assistenza delle fasce deboli, i bambini, gli anziani, i disabili, e quindi come non pensare ad asili nido, trovare nuove forme di aiuto come le cosiddette mamme di quartiere o di condominio, valutare il co-housing, un nuovo modo di abitare spazi e servizi condivisi fra persone. Riteniamo inoltre che la residenza sanitaria assistenziale, la cosiddetta e nota RSA, struttura per il recupero e la riabilitazione di persone in condizione di non autosufficienza, deve finalmente essere realizzata. Così come prioritario è garantire e qualificare i servizi ospedalieri di Portoruaro. Bisogna pensare all'occupazione, è un momento in cui questo è imperativo, curandosi sì della salvaguardia dei posti di lavoro esistenti. Scusate, ma il microfono. Scusate. Curandosi sì della salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, ma anche spingendo con forza verso l'innovazione e la ricerca di nuove strategie. È opportuno dare senso al recente riconoscimento di paese città d'arte. La cultura, la storia, l'enogastronomia devono concorrere a sostenere e rilanciare la vocazione turistica della nostra Portoruaro. Vogliamo coinvolgere i cittadini in tutte le scelte fondamentali per la tutela dell'ambiente
dell'ambiente ed ancor prima della loro salute, informando la cittadinanza e interagendo con i comitati di cittadini. Vanno individuati possibili punti di incontro tra i livelli locali e l'Europa. Importanti attività di Portogruaro potrebbero trovare nuova energia dal rapporto con le istituzioni europee, soprattutto in questo momento dove l'orientamento comunitario sembra voler premiare le realtà locali d'eccellenza. Chiudo. Con queste premesse ci siano consentiti un ringraziamento e un auspicio. Dopo un lungo periodo di distacco e di anestesia politica, molti cittadini ora si sono messi in gioco, hanno capito che non si può sempre delegare e che è giusto ritornare ad essere parte attiva della vita comune. Questa voglia di partecipazione è lodevole in tutti i nuovi candidati di ogni schieramento, rappresenta una rinascita e un concreto desiderio di rivincita. Un ringraziamento quindi va a quanti hanno vinto la paura, gli egoismi personali e i rifiuti, e sono qui con trasparenza e passione per mettersi al servizio della loro comunità. L'auspicio per chi verrà e per chi verrà eletto è quello di cercare il dialogo costruttivo nel rispetto dell'avversario, lasciando da parte interessi particolari e pregiudizi. Solo così, con serena onestà intellettuale, egli saprà adeguatamente perseguire gli interessi della comunità che rappresenta. In una politica fatta così, cioè calata nella realtà locale, fruita dai cittadini e da cui la comunità tutta possa trarre vantaggio, noi della lista per Antonio Bertoncello, sindaco, ripeto, noi vogliamo esserci.